ucciso con colpi di arma da fuoco. A segnalare il corpo riverso a terra sulla strada davanti al cortile della sua abitazione vicino al proprio trattore stamattina intorno alle 8:30 alcuni abitanti di un vicino gruppo di case che hanno sentito esplodere i colpi. Mario Walter Testolin, 67enne che si occupava di tinteggiature di cartongesso, ora in pensione, è stato freddato davanti casa in via Molinetta a Marano Vicentino al confine con Malo. Alla base del folle gesto, stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, potrebbe esserci stata una lite tra vicini di casa che avrebbe fatto scatenare la furia omicida culminata in tragedia. Sulla scena del crimine gli uomini del SUEM che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Tiene ed i colleghi della sezione rilievi del nucleo investigativo provinciale per dare corso alle indagini, coordinate dal pubblico ministero della Procura di Vicenza Augusto Corno. Al vaglio quanti colpi siano stati esplosi contro la vittima e l'arma del delitto, probabilmente un fucile, imbracciato al culmine del litigio. Alla tragedia, che si è consumata in una zona di campagna, non avrebbe assistito nessun testimone. Al momento una persona è stata portata presso la caserma della compagnia dei carabinieri di Tiene per gli accertamenti.